Da bambine si conosce tantissime amiche. Ritornati qua a Miss Blue Mare Italia, oggi è ripartita la selezione per la selezione di Miss Veneto. Veramente contenti e carichi di questa nuova avventura che ci aspetta. Le ragazze ci sono, la musica c'è tutto e manca solo che iniziare. Andiamo, ragazze. Benvenuti alla prima tappa del Veneto del concorso nazionale Miss Blue Mare, giunto quest'anno alla 10ª edizione. Presenta l'evento il maresciallo Gianni Michelucci. Buon pomeriggio, grazie a Stefano, invece per lui la voce radiofonica al 100%. Benvenuti al centro commerciale Carrefour. Poi avremo modo di ringraziare tutti gli sponsor che sono stati con noi in questo pomeriggio. 10° anniversario Miss Blue Mare 2017, devo dire questa è la prima tappa del Veneto, davvero fantastico in questo centro commerciale davvero straordinario con lo stracolmo di vetrine. Diamo un po' di numeri. Allora, 1700 ragazze selezionate nel 2016, 200 tappe in giro per l'Italia, 1.700.000 persone che hanno potuto godere dello spettacolo Miss Blue Mare in giro per l'intera penisola. Poi tutto si è concluso all'interno di una nave da crociera MSC. Ringraziamo il signor Aponte, nonché presidente di MSC Crociere, che ci ha dato la possibilità di creare questo beauty contest alla pari di grandissimi concorsi nazionali. Cosa del più famoso, ma li stiamo lì un attimo sorpassando, stiamo mettendo la freccia. Per cui all'interno di MSC Poesia ha vinto una ragazza di Cuneo, Elisa Terreno di 18 anni, e speriamo che questa sia la volta buona per il Veneto. La prossima scadenza sarà ad ottobre come al solito, quindi avremo il modo di avere tantissime ragazze in passerella per la regione Veneto ma anche per le altre regioni, per cui il tutto si concluderà all'interno di MSC Preziosa. E io direi di ringraziare il centro commerciale Carrefour di Tiene per aver scelto Miss Blue Mare come evento di intrattenimento per i propri clienti, e devo ringraziare anche il media partner, il mensile Il Filo del Vicentino, nonché ringraziare coloro che ci danno una mano, che ci danno sostentamento, che sono gli sponsor nazionali quale Inco, Benessere e Bellezza, prodotti per cosmesi, MSC Crociere che abbiamo già citato, Fomec di Castello Umberto
l'azienda di stampaggio Laghiri, la Gemelli, Sognetti, Euro New Park Imballaggi che proprio qui attiene, Altreviri, Anna Biagi e l'organizzazione nazionale curata da Studio Immagine, Agenzia di Comunicazione di Igiene, Facciamama, Agenzia Piace. E a ringraziare la nostra giuria. Facciamo entrare subito, immediatamente, le nostre ragazze che le presentiamo. Prego. L'applauso spontaneo ci vorrebbe. Ovviamente indicare il nome di Fanny Patricia Santana Mercedes, nonché madrina e anche coreografa della serata. Bellissima come al solito, lei è stata Miss Plumare Nazionale nel 2009. Allora, dall'alto di quello che sei diventata, nel senso che ormai la moda, le passerelle fanno parte della tua vita quotidiana, che cosa ti senti di consigliare a tutte queste ragazze di famiglia? Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Alle ragazze dico solo che avete tanta perseveranza, determinazione e di avere voglia di raggiungere i loro scopi e i loro obiettivi, di non volare mai. Quindi questa sarà una prova per poi indicare tutte le cose che hai detto. Va bene? Fanny, ti ringraziamo, grazie Luca, no? Però con un po' di tassi, Luca, magari se ho sistemi, li metto qui e andiamo a presentare le nostre ragazze partendo dalla le facciamo parlare perché belle sono tutte belle, quindi tutte meriterebbero ovviamente una fascia, però alla fine della fiera quest'oggi ci saranno 5 fasce per loro. Partiamo con la numero 20, prego numero 20. Allora, tu ci devi dire gentilmente, prego, ci devi dire gentilmente il tuo nome, cognome, indirizzo, telefono, no dai, sto scherzando, nome, cognome, tanti cosa fai nella vita, prego. Buonasera a tutti, mi chiamo Serena, ho 16 anni e studio estetica. Estetica, allora, senti, vero? C'era anche un film, mi pareva, no? Lo sai quella canzone? Puoi farla? No, meglio di no. Senti, tutto per te la passerella, vai, prego! La votazione, il criterio è il viso, ok? Bene? Già il Mare Stefano vi abbia resi edotti di questa cosa. E andiamo con la numero 21, prego numero 21. Buonasera a tutti. Voce, che fanno di Buonasera a tutti, mi chiamo Serena Bernardo, ho 20 anni e studio economia. È quasi la mia età, io ne ho un paio di più. Prego, vai Serena.
24? Tutti, io non lo so, ho 19 anni, quindi ho sempre tenuto universitaria e studio in musica. Benissimo, e allora se tu vuoi sicuramente sarai fatta mangiare da sedere per il tuo uomo, vero? Prego, vai! L'abito da sera in costume da bagno e poi per la sfilata la classifica da parte del nostro staff. Allora, prego numero 25. Buonasera a tutti, mi chiamo Stella Mai, ho 20 anni e studio commercio estero. Cioè quando mi dicono a casa mai. Bene. Prego Stella, tutto per te la passerella. Numerino 25 per la Gioia, 26, mamma mia, ma che stanno andando la mania? Prego. Buonasera a tutti, sono Viola Rogato, ho 16 anni e frequento il centro di scienze umane. Quando si dice che lo sviluppo umano a che cosa si ferma? Cioè se ho 16 anni che erano 2 metri, infatti stavo dicendo, non so se però saranno fuori il direttore, di alzare un po' questo. Prego, vai! Andiamo anche in canale YouTube, il nostro camera che è sempre presente, numero 27, nel numero, normalmente si parla del 27. Buonasera a tutti, mi chiamo Vanessa Marta, ho 15 anni e frequento l'istituto tecnico di Atene. Prego, Marta, ma tu sei bravissima queste ragazze, davvero. Buonasera a tutti, mi chiamo Maria Zanellato, ho 15 anni, magari 21. Lapsus freudiano. 21, sei sicura? Facciamo 20 per l'opportunità. Noi uomini, cioè quando passa il 1 gennaio, al 31 gennaio diciamo giornata in più. Le donne, se compiono gli anni, che ne so, il 2 gennaio, fino al 1 gennaio hanno l'anno precedente. Mai dicono la verità, mai dicono. Ah, poi abbiamo anche le cose d'età, non preoccupate. Sto scherzando, prego.
numero 30. Buonasera a tutti, mi chiamo Camilla Rotto, ho 19 anni e frequento l'Istituto Carriera delle Buone. Bene, allora magari un pranzetto ce lo puoi fare alla fine. L'Istituto Alberghiero non fa cucina, non lo farà, sarà sala bar. Però, pure questo, i dolci, quelle cose lì, manco, sono crediti di una volta. Prego, Pamela. Ed era il numero 30. Allora, io direi, le salutiamo perché devo cambiarsi d'abito, c'è sta la mamma che dice sorridi, fatte bella, insomma le mamme oramai non guardano più perché si vedono tutti, fatte bella. Bene ragazze, grazie infinite e salutiamo con un grande applauso. Devo ovviamente ringraziare il centro commerciale Carrefour che viene per aver scelto Miss Lumare. Adesso chiamiamo le ragazze, però le chiamiamo una alla volta. Per la giuria devo dire che il criterio per ovviamente dare il proprio giudizio soggettivo, siamo quegli anni di qua, proprio giudizio soggettivo e insindacabile. Ora, la votazione è il criterio, l'eleganza e il portamento della concorrente. Vediamo la numero 20, Sandy Harmonic. Sandy, vai! A lei piace, non cambia canto. Siamo alla prima
grande passione per la danza classica. Numero 25, Rossella Hayes. 20 anni con la passione per il viaggio. Numero 26, Giorgia Lopato. Lei è appassionata di ginnastica ritmica. Numero 27, Marta Famoso, 15 anni, con la passione di patinaggio artistico. Numero 28, Maria Zannellato. Lei ha 21 anni. La passione per gli passi. Numero 29, Maria Usellato. Lei ha 17 anni. Amante della ginnastica artistica. Numero 30, Pamela Grotto. Pamela Grotto ha 19 anni. È amante del fitness pure lei. Bravissimi, ci sono un po' dell'applauso. Va bene, allora io ringrazio le ragazze, con la grazie Davide un'altra volta, Stefano Novello a raccogliere le schede dei giurati, inseriamo tutti le sperando di Luis del frattempo. Grazie. Quando si parla di costume da bagno, quindi di bikini, ovviamente si parla di fisico, quindi il criterio utilizzato per la votazione è il fisico. Giovani ragazzi
ragazze, allora se volete salire, prego, la passerella tutta per voi, dai, le riaccogliamo ancora con un grande e caloroso applauso. Adesso scommetto che si moltiplicano le fotografie, Vuoi vedere che si moltiplicano le fotografie? Mamma mia! Bene, allora, io vado a chiamare la numero 20 che è Sandy Karlovic. Sandy Karlovic, prego Sandy, portare subito la passerella. Welcome back my friends to the show that never ends, ladies and gentlemen. Numero 21, Serena Gustavo, 20 anni, con la passione del dolore. E tirando ai nostri fotografi, usando Instagram. Marianna Rossato, 19 anni, con la passione per le pubbliche relazioni. Ariel Seola, 15 anni, giovanissima.
numero 30, Pamela Rosso, 19 anni, con l'ospite fitness. Anche il fisico, tutte d'accordo, tutte sicure, a vostro insindacabile giudizio, ok? Bene, allora possiamo raccogliere nuovamente Stefano le schede, la terza scheda, prego Stefano. E noi invece ringraziamo le nostre ragazze, questa era l'ultima votazione, per cui state un po' attenti, rimanete qui con noi perché fra non molto avremo la possibilità di darvi un giudizio complessivo e potremo indicare le 5 parti. Data nuovamente. Centro commerciale Carrefour di Siena per aver scelto Miss Plumare ovviamente come evento principe di questo pomeriggio del 13 maggio. Ringraziamo il media partner di Filo del Vicentino, ringraziamo gli sponsor nazionali Inco, Benessere e Bellezza, prodotti per cosmesi, MSC Crociere, Vomec di Castelconverto, azienda di stampaggio lamiere, Ilaria Meni, Gioielli, Euro New Pack, Imballaggi, Atelier e Anna Iacci. Allora mi hanno consegnato anche la busta, quella giusta, però prima di dire dove saranno assegnate le 5 fasce di bellezza oggi al centro commerciale Carrefour, vorrei avere con me Luca Dalmaso, che è ovviamente il direttore generale di Miss Plumare, direttore generale nazionale di Miss Plumare e... ce l'ha. Buongiorno a tutti, anche da parte mia porto i saluti da parte dell'organizzazione nazionale che, per chi non lo sa, è di Piene. Abbiamo l'orgoglio di dire che Miss Plumare è nato proprio qui a Piene ed è per noi un grande piacere essere qui di nuovo su Piene, in questo splendido centro commerciale rinnovato da qualche anno per realizzare la prima tappa della regione Veneto. Quest'anno Miss Plumare sarà presente in 18 regioni. Le selezioni sono partite a livello nazionale e saranno coronate dalla finale nazionale su MSC Preziosa. Pensate che per il 10° anno abbiamo scelto una crociera molto particolare. Toccheremo le capitali del nord, partiremo da Hamburgo, navigheremo un giorno, arriveremo a Parigi, Southampton, per cui andremo a visitare Londra, ritorneremo su Bruges e avremo una splendida tappa in Olanda, ad Amsterdam, con la Miss già eletta, faremo un overnight su Amsterdam e poi ritornare ad Hamburgo. Per cui una settimana in crociera dove le ragazze saranno sottoposte a varie prove tecniche dirette dal nostro direttore artistico nazionale Rocco Cagliè e dirette in maniera direi esemplare. Saranno presenti parecchi personaggi del mondo dello spettacolo che sono in fase di iscrizione. Non mi dilungo ulteriormente, ringrazio Gianni per l'ottima conduzione. Adesso ci saranno le premiazioni, poi per chi vorrà ci sarà la possibilità di fare foto assieme alle nostre miss. Grazie a tutti. Grazie Luca, grazie per le parole confortanti come sempre. E io adesso vorrei chiamare le nostre ragazze ancora in bikini. Prego, giovani signorine. Un applauso per loro ovviamente. Questo è un momento fatidico.
direttore del centro commerciale, dottor Giovanni Barone. Oramai è un amico Giovanni, per cui vorremmo averlo qui con noi per le premiazioni. E io, tanto lo presentiamo, eccolo qua, Giovanni. Puoi fare la passarella, Giovanni? Allora mi metto un po' da una parte così che magari non riescono a vedere la bustarella. Quinta classificata Miss Centro Commerciale Tiene 2017, ovviamente premia il nostro direttore del centro commerciale Giovanni Barone. Quinta classificata è la numero Maria Pusellato, numero 29, eccola qua. Centro commerciale Tiene 2017 quindi 9 trombe, rugino e tamburi, la numero 21 Serena Bucnardo. Andiamo alla terza classificata Miss Centro Commerciale Tiene 2017 che è la numero 24 Giorgia Coalto. Centro commerciale Tiene 2017 è la numero 23 Angelo Seola. Bene. Prima classificata Miss Centro Commerciale Tiene 2017. Lo vogliamo fare? Vai ancora. Prima classificata numero 30 Pamela Grotto. Grazie a tutti gli altri, è stato un lavoro faticoso, non tanto per me che mi diverto a fare queste cose dalla notte dei tempi, ma un lavoro faticoso nel backstage. Poi io vi aspetto ovviamente alla prossima tappa di Miss Blue Mare. Grazie per essere stati tanti, numerosi e attenti, un pubblico davvero straordinario davvero. Io concludo sempre dicendo una cosa molto semplice, se siete stati bene quest'oggi, ditelo anche agli altri. Grazie, ciao da Giampi Michelusi, buona serata, buon pomeriggio, ciao!